avanti quelle palle lì, quindi in difesa, sulla parallela. Siamo... Con Adriano Bilato, consigliere nazionale della FIPAV, un bilancio di questa manifestazione, di queste finali nazionali Under 13 3x3 che si sono svolte a Caorle. Adesso si sta giocando la finale primo e secondo posto. Beh, io devo fare solo un complimento, ma veramente grande, all'organizzazione, al comitato regionale e alle tantissime persone che hanno lavorato perché hanno allestito veramente una grande finale. Ho sentito tutte le società che ritornano nelle proprie abitazioni veramente con una grande soddisfazione, sia perché è stato dato a loro una grande organizzazione, ma sia perché anche per i ragazzi che hanno effettuato veramente 3 giorni sia di divertimento, di sport e di socializzazione. Roberto Maso, presidente della FIPAV Veneto, facciamo un bilancio di questa straordinaria manifestazione che si è svolta, anzi che si sta concludendo in questo momento perché è in gioco ancora la finale primo e secondo posto. Ma penso come comitato regionale un bilancio positivo perché abbiamo fatto 3 giorni di pallavolo e di festa con dei ragazzi che veramente hanno dato vita a un torneo che è stato interessante. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il villaggio San Francesco, tutti gli enti che ci hanno dato una mano per rendere possibile questa finale nazionale. Allora, con Andrea Barbieri, allenatore del Volley Prato, che da pochi minuti è il nuovo campione d'Italia Under 13 3x3 maschile. A caldo l'emozione di questa straordinaria impresa. Eravamo arrivati qua un po' in punta di piedi con l'idea, speriamo di qualificarci tra le prime 15. Poi partita dopo partita, pallone dopo pallone, abbiamo trovato sicurezza, abbiamo capito che la mentalità rivolta all'attacco su cui lavoravamo era l'arma vincente ed è successo. Allora, prima di tutto ti devo ringraziare, sono 2 anni che lavoriamo su questo 3 contro 3, tante ore alla settimana, 8 ore alla settimana, 2 campionati, gli sforzi sono stati tanti, sacrifici da parte loro, da parte delle famiglie, però è così che si arriva ai risultati. Con Piero Merello, allenatore del Colombo Volley Genova, a commentare un secondo posto che, smaltita la delusione, spero comunque vi lasci una certa soddisfazione. No, indubbiamente è un risultato fantastico, ci abbiamo sperato, creduto fino alla fine, però sono stati bravi loro, hanno giocato molto bene, complimenti agli avversari. Cosa è successo? È stata quella la chiave di volta della partita. 2 errori, abbiamo pagato carissimo 2 errori, l'ultimo clamoroso, ma anche prima una palla che dovevamo chiudere noi, loro l'avevano salvata per miracolo, l'hanno buttata di qua, hanno fatto addirittura a punto. E anche sul profilo Facebook della FIPAV Veneto si possono trovare tutte le foto, naturalmente tutti i momenti salienti di questo grande evento che avete vissuto, che abbiamo vissuto tutti quanti assieme.
Under 13, 3 contro 3. Molly Prato! Stacca dal tuo lavoro almeno per un po'. La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventa